T'es se bel Melsù o Ves bel Melsù, cioè sei bello come il sole. Essere belli come il sole è un modo di dire, è un complimento evidentemente, e lo ricordiamo, questo modo di dire, in questi giorni ancora estivi, ancora giorni per molti di vacanze, anche se qualcuno sarà rientrato al lavoro, qualcuno magari invece che ha lavorato fino a pochi giorni fa riparte, e quindi ci auguriamo di trovare belle giornate, anche se piovesse qualche volta ci rinfresca un po', non succede nulla, ma quando siamo di fronte al sole chiaramente di solito ci fa piacere, a meno che sia troppo insistente o ci sia troppa calura. Il sole per tutti gli uomini, per tutte le epoche è stato simbolo ed è simbolo di vita, di luce, di calore, di forza, può essere simbolo di Dio, può essere simbolo diciamo di tutto ciò che è bello, che è buono, anche se sappiamo appunto quando è troppo, quando è eccessivo magari può dare fastidio. È per questo che fra i vari paragoni per dire a una persona, per fare un complimento, te sei bel Melsù, oppure qualcuno quando pensa di, diciamo, di proporsi in maniera positiva, oppure quando tutto sommato in modo anche scanzonato va su un chi bel Melsù, come dire non ho preoccupazioni, sto facendo quello che ritengo giusto, che ritengo opportuno, in modo sereno, in modo sincero, quindi è un complimento. Poi il milanese, come tante altre lingue, anche l'italiano stesso usa questo paragone per dire qualcuno che è bello, poi ci sono i modi ironici invece per dire, non so, te sei bel come la mamma del vitello, la mamma del vitello appunto della vacca, quindi la mamma del buchin è bella, ma è bella per il suo bagaglio, oppure anche altri dialetti dicono ogni figlio è bello per la sua mamma, sono tutte belle le mamme del mondo. Quindi sicuramente anche per il buchin la sua mamma è la più severa del mondo, e per la vacca il buchin, cioè il vitel, è il più severo del mondo, e quindi probabilmente anche la vacca che dice al suo fiulin, al suo vitelin, al suo buchin, che dice te sei bel nel su.